Pronti? 1, 2, 3. Buono il segnale. In partenza c'è un gran avvio di Contigo che riesce a sfilare in Numero testa 6 nei Cazzaniga confronti Light di squalificato. Countach. Terza posizione per Cocktail Font. C'è stato l'errore ora però. Il cavallo che era in quarta posizione. Numero 3 Country Matley squalificato. Matley. E dopo 400 metri di gara in vantaggio si mantiene Contigo nei confronti di Countach e di Cocktail Font, mentre per corsie esterne risale Crystal Trio, primo dei penalizzati, a farsi luce. Intanto 600 metri iniziali coperti in 48,2, gradualmente la risalita dei quattro penalizzati, con anche Camilla Bass per corsie esterne che segue le mosse di Cruso dei Greppi, che è in schiena a Crystal Trio. Intanto se ne vanno altri 200 metri abbastanza tranquilli, 16, al largo anche l'altro penalizzato Costante Jet. Un primo chilometro trascorso davvero molto percorso in 1:27, molto tranquillo, con leader sempre il numero 7 Contigo, che a un giro dalla conclusione si mantiene all'esterno Crystal Trio senza accelerare. 15:8 il parziale, è iniziato l'ultimo giro. La corsa deve ancora entrare nel vivo, con Contigo tranquillamente in vantaggio, Crystal Trio all'esterno lungo la corda Countach, poi al largo anche Cruso dei Greppi che si trascina Camilla Bass. Cruso dei Greppi viene in terza ruota a 500 dalla conclusione, sospinge Crystal Trio all'attacco di Contigo che a sua volta deve accelerare. 400 alla conclusione, Crystal Trio si sta avvantaggiando, deve ancora scendere alla corda, però l'errore di Contigo. Numero 7 Contigo E così Crystal Trio in vantaggio contro Cruso dei Greppi al suo esterno, poi cerca di avanzare anche Camilla Bass e anche Countach. Retta d'arrivo con Crystal Trio in vantaggio. Crystal Trio nel finale controlla la situazione, anzi allunga per vincere nettamente. Il secondo posto è per Cruso dei Greppi davanti a Countach. 1:17,7 naturalmente va tarato perché è preso dallo start. La vittoria invece per Crystal Trio, che partiva 20 metri indietro in sediolo Marco Stefani per il training di Francesco Alessandrini e della scuderia Trio. Andiamo a vedere il finale. Vittoria nettissima per Crystal Trio, che ha atteso gli ultimi 500 metri per accelerare di scatto e lasciare sul posto gli avversari. Finisce bene comunque secondo Cruso dei Greppi, precedendo probabilmente Countach, ma è da rivedere anche l'arrivo per il terzo posto, perché c'è ancora in quota. No, c'è Contigo che è di galoppo e quindi terzo dovrebbe essere il numero 2 Countach, sì, senza problemi. Arrivo probabile quindi 11, 10, 2 della quinta corsa Arcoveggio.